Giuliano Tonelli, il primo campione italiano di questo 38esimo campionato interautostradale, ha vinto la mountain bike. Tu sei di Cividale. Esatto. Da quanti anni pedali? Sono una quindicina d'anni che pratico ciclismo. Hai cominciato con la mountain bike o con la strada? Con la bici da strada e poi mi hanno portato sulla mountain bike. Su che Per scherzo. percorsi? Abbiamo sulle valli del Natisone abbiamo vari percorsi e lì ci divertiamo. A parte che oggi hai vinto senza difficoltà, ma anche se hai vinto l'ultimo tratto sei riuscito a guadagnare sulle serie, ma ce la racconti adesso. Ma ti piace di più l'asfalto o lo sterrato? Ma diciamo che negli ultimi anni mi sono appassionato più alla mountain bike come ciclismo, è molto più divertente alla mia portata. Oggi devo ringraziare mio compare che mi ha dato una mano fino all'ultimo a tirare, mi ha lasciato un margine di vittoria grazie a lui e sono soddisfatto di questo. Hai tenuto un buon ritmo, era un bel percorso questo. Oggi era un bel percorso tecnico nella discesa, molto divertente questo. In mezzo al bosco, nell'ambiente naturale dell'isola d'Elba, che è sempre pieno da vedere con scorci di mare, delle isole vicine. C'erano dei punti particolarmente difficili. Ma diciamo che uno che pratica mountain bike a livello abbastanza elevato non era molto tecnico, diciamo che era molto scorrevole, era abbastanza bello da fare. C'erano un po' di saliscendi che bisognava dargli dentro un po', per il resto dai, una gara abbastanza bella. Da quanti anni partecipi ai campionati interautostradali di ciclismo? Quest'anno è il quinto anno, sono con loro, molto belli, c'è molta aggregazione tra di noi, ci si diverte molto. Diciamo è fuori per autovie, prima non l'abbiamo detto. Sì, diciamo, ci si diverte, ci si ritrova una volta all'anno, si pedala assieme, si sta assieme, la sera ci si diverte, un bello spirito di squadra. Durante l'anno vai a fare ancora mountain bike o fai strada? Facciamo questo e quello, dai. D'inverno facciamo più mountain bike, d'estate ci divertiamo con la bici da strada, ci alterniamo a seconda del tempo anche meteorologico. Una passione che hai già trasmesso ai tuoi bimbi piccoli che li vedo con caschetto, le mountain bikette piccoline che girano proprio per il villaggio di Ortano. Purtroppo sì, fanno venire il fiato in gola a vederli correre, comunque ci si diverte a vederli, danno molta soddisfazione. E ti allenano anche. E ti allenano sia stargli dietro. Bene, grazie Giuliano Tonelli, primo campione italiano di questo 38esimo campionato interautostradale di ciclismo a Ortano, Isola d'Elba.